La coppa del primo posto l'ha vinta il San Giuseppe Artigiano, ma la vittoria più grande è stata di tutti i giovani della Lega Calcio Interparrocchiale, presieduta dal giornalista Salvatore Fazio. Anche questa edizione della Church Cup è stata un trionfo di sani valori. Vincitori e vinti hanno festeggiato insieme. Hanno dimostrato di avere capito la vera lezione di vita, confrontarsi rispettando le regole e gli altri e allo stesso tempo crescere stando insieme. Ma anche conciliarsi quando si sbaglia. Una lodevole occasione di maturazione attraverso la legalità per le nuove generazioni favaresi. Un'iniziativa per allontanare i ragazzi da cattive strade e avvicinarli ai valori autentici. Uno straordinario successo che premia il lavoro degli organizzatori guidati da Fazio. A ospitare le gare il campo dell'Associazione Don Giustino. A patrocinare l'evento l'US Eracli di Agrigento. Presenti i volontari di protezione civile, operatori di sicurezza. Ottima la direzione di gara dell'esperto arbitro Carlo Amel di Porto Empedocle. Questi i risultati: strepitosa prestazione della squadra dei giovani del gruppo parrocchiale di San Calogero, che hanno vinto con un netto 9-3 contro la formazione dell'Itria. Al primo posto si è piazzato il San Giuseppe Artigiano, che ha battuto 7-4 il Giovanni Paolo II. La Church Cup era inserita nel programma dei festeggiamenti in onore di San Calogero.